Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Come potete vedere sono appena uscito dalla doccia perché mi sto preparando per andare a prendere una mia amica all'aeroporto, perché rimarrà un paio di giorni qui da noi per fare un po' di giri, per andare a un po' di mercatini vintage. Oltre oggi sarà una giornata un po' impegnativa perché dovremmo anche andare ad una specie di evento a cui sono stato invitato come content creator per appunto fare dei video, fare delle foto, che si chiama Bubble World qui a Milano. Se vi va vi lascio il codice sconto, potete acquistare i biglietti. Adesso ci prepariamo, adesso mi asciugo i capelli e poi andremo a vestirci, uscire, andare a prendere la stazione centrale, tornare, riuscire, tornare, riuscire. Insomma, avete capito. Allora, la cosa divertente adesso sarà decidere come vestirsi, perché non ne ho sinceramente la minima idea. Adesso devo scegliere fra tutta questa roba. Non so se andare sul blu o sul nero. Ora decido. Devo dire che l'outfit è più bello con le ciabatte che con le scarpe perché sono marroni e quindi ci stanno benissimo con questo beggiolino e ci stanno benissimo anche con tutta la casa. Quindi niente, però ovviamente non posso uscire così, quindi ora mi cambio. Siamo appena arrivati in centrale e adesso andiamo a recuperare la nostra amica. Per trovare qualcuno dentro questa stazione ci vogliono almeno 4 ore. Cioè è impossibile letteralmente. Ora proviamo a vedere se riusciamo a trovarla fuori. Siamo appena arrivati a casa, abbiamo recuperato Virginia che è rigorosamente in pigiama. Adesso prepariamo il pranzo e vediamo un po' che cosa preparare. Alla fine ho deciso di fare la carbonara, quindi sono in fase di preparazione. Guardate la bellezza. Mamma mia! Allora, ora ci siamo messi in pigiama, ci siamo sistemati tutti. Fra un po' ci ricambiamo e usciamo. Abbiamo intenzione di fare un giretto in centro, dato che non dobbiamo allontanarci troppo, perché alle 5 abbiamo l'appuntamento per quella mostra di cui vi parlavo, con tutte le bolle, comunque dopo vedrete. E niente, quindi adesso ci vestiamo, ci prepariamo e tutto quanto, e fra un po' andiamo direttamente in Duomo, così facciamo una passeggiatina lì per i negozi, guardiamo un po' cosa c'è, dato che la nostra amica non è abituata a tutta questa pienezza di negozi, dato che in Sardegna appunto non c'è praticamente niente. Quindi nulla, vi porterò con me in tutta la serata. Abbiamo appena finito di prepararci, infatti fra pochissimo prendiamo il tram e andiamo verso il Duomo. Successivamente ci rimaniamo molto poco perché alle 5 dobbiamo essere al Bubble World, però ci mettiamo un bel po' perché è abbastanza lontano, quindi facciamo giusto un giro così e poi andiamo. Ecco qui l'outfit, secondo outfit, terzo outfit non concluso, manca il giubbotto, e qui abbiamo un work in progress della cover del Mac che Federico sta allegramente facendo con tutti gli sticker che ha comprato su Shein. Shein, se vuoi sponsorizzaci, ciao, sponsorizzaci. non so parlare. Siamo appena usciti dalla metro e adesso ci dirigiamo verso il luogo in cui dobbiamo andare. Vediamo un po', è un po' lontano, dobbiamo fare quasi 2 km a piedi. Siamo nel bel mezzo di uno shooting perché Virginia apprezza questa vista, anche se non c'è niente di particolare, però vabbè, noi accettiamo, ecco, si fa anche investire, top. Saluta i fans. Per arrivare a questa mostra ci vogliono tipo 18 km, quindi se venite portatevi una bicicletta, perché sennò arrivate tipo l'indomani perché sennò arrivate l'indomani mattina. Però penso che ci siamo quasi. Il posto non è troppo aggradante, però aggradante, non esiste aggradante. Gradevole. Nulla, stiamo camminando da 15 minuti ma ancora non si vede la fine. Vabbè, siamo nella zona industriale. Sì, di Milano. Ok, forse dopo 18 ore di camminata siamo arrivati. Ecco. Attendiamo di entrare. Guardate, accesso VIP, noi ci sentiamo importanti. Wow! Reale però, bello. Beh, questo qua è super figo. Vediamo. Wow! Spaziale.
Allora, in pratica ci hanno spiegato che la sala è interattiva, quindi in ognuna di questi schermi, se noi facciamo così, si crea questa storia qua che diventa il mangime per i... Facci vedere. Wow, ma la bellezza. No vabbè, questa è una figata. Vabbè, adoro questa parte. La figata, vi giuro, sarà divertente. Questa è una delle stanze che preferisco, è fighissimo. Spero di non perdere niente dentro queste palline, perché sennò siamo andati. E adesso forse entriamo, anche se ci hanno detto che non possiamo mettere né le scarpe né niente, quindi dobbiamo togliere tutto. Però è molto figo, quindi penso che andremo. Qui c'è una parte dedicata tutta a queste stanze in cui ci sono degli sfondi carini in cui fare le foto. Molto bella questa, ora la facciamo. Non mi è molto chiara questa cosa, madonna santa. No, questo qui è un po' destabilizzante, devo dire. Però posso dire molto figo. Molto figo. Qui nel mentre c'è sempre uno shooting in corso. Con Virginia c'è sempre lo shooting in corso. Non è come mi riprendi quando mi fanno le foto. Questa è la sala delle bolle di sapone. Ci sono bolle di sapone ovunque. Lì c'è un macchinario che crea bolle di sapone. Guardate che figata. Ci hanno fatto mettere queste cose e ci hanno dato anche un tubetto di bolle di sapone per farle. Allora, a quanto abbiamo capito, nell'ingresso VIP abbiamo anche compresa questa storia che è una realtà virtuale. Ci sono persone appese e adesso non vediamo l'ora di fare questa attività perché è fantastica. O almeno crediamo che sia fantastica, adesso lo scopriremo, ci faremo sapere strada facendo. Strada facendo. Fine dell'esperienza, voto? Se non fosse per la nausea, dai vabbè, 8. Perché nell'ultima stanza, quella con la realtà virtuale, è stata un po' così, perché giravano tutte quelle seggiole che vi ho fatto vedere, quindi non è che fosse tanto bello, però complessivamente secondo me 7 su 10, vero? Dai, secondo me 8. 8 se lo merita, dai. 8? Non lo so. Solo per questa lunga camminata di 9 km. Dai, se sei un bambino 10. Se sei un bambino sì, è molto bello, Ma, interattivo. per me non prendere 8,5 solo per la camminata. Sì, Esatto, però... perché cioè mamma, 2 ore per arrivarci. Però se avete un bel taxi, una macchina o una bicicletta, top. Siamo appena arrivati a City Life. Adesso facciamo un giretto che tra l'altro per me è tipo la seconda volta che ci vengo. Non sono mai venuto troppe volte perché non è che sia molto vicino a noi, quindi adesso facciamo un giretto. Siamo in questo nuovo posto che si chiama Mumbao per assaggiare un po' di cibo cinese qui a Chinatown. Guarda come mi guarda. Allora, abbiamo preso i gamberi alla piastra con i gamberi, con le verdure, i gamberi stick, gli involtini primavera e un'altra cosa che adesso stanno aspettando. Molto approvato. È buono. Come non ci bastava, ci siamo presi anche questo zaba o qualcosa. Noi con i gamberi e Federico con pollo e insalata, che è finita qua. Eccolo qua. Dov'è? Fammela vedere. Ciao! Ha chiamato sua mamma per vedere il gatto. Amore mio. Ti amo, Ari, ciao! Ragazzi, La bambina. finito di mangiare, ce ne torniamo belli che a casa per Perché riposarci. oggi inizia Pechino Express. Perché i miei piedi chiedono pietà, molto pietà. Non mettete mai le valetine per camminare, mai più. Inizia Pechino Express, siamo stanchi e devo mettermi a editare questo video, dovremmo studiare, quindi torniamo a casa. Dovremmo, però non lo faremo, quindi adesso torniamo a casa e relax. Alla fine in Chinatown siamo entrati in questo negozietto dove ci sono un sacco di cose, cartoleria, eccetera eccetera, molto belli. No vabbè, questo qua lo usavo un sacco da piccolo, in cui bisognava fare entrare i cerchietti dentro il cono, ecco.
Adoro. Siamo appena tornati a casa, adesso mi metterò un po' a letto con il mio computer per editare il mio video mentre guardiamo Pechino Express, perché oggi è uscito, anche se voi lo vedrete domani questo video, quindi ieri è iniziato Pechino Express. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, fatemelo sapere attraverso un commento. Fatemi sapere che altra tipologia di video vorreste vedere, se non quella di vlog che mi sta piacendo veramente tantissimo e anche a voi, visto l'aumento delle visualizzazioni. Seguitemi anche sugli altri social che trovate nella descrizione di questo video. Io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!